buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Arrestato a Gran Michele un dirigente scolastico accusato di violenza sessuale nei confronti di 7 studentesse minorenni. Convocava le ragazze in direzione con la scusa di discutere il loro rendimento scolastico e lì, l'accusa, le molestava. A Gela un papà eroe, tuffandosi, ha salvato la figlia che stava per annegare, ma le forti correnti lo hanno stremato e ha perso la vita. Ancora fermi i traghetti della Caronte Tourist, esasperati i residenti delle isole minori rimasti senza collegamenti minacciano di scendere in piazza. Si cerca in regione una soluzione dopo il sequestro delle imbarcazioni. Di nuovo nella bufera la giudice apostolico, 4 anni fa ha testimoniato per il figlio, poi assolto, sotto processo a Padova per resistenza a pubblico ufficiale. Operazione antidroga ad Augusta, lo spaccio avveniva anche porta a porta, 7 ordini di custodia cautelare. Promemoria nella giornata contro lo spreco alimentare, non c'è solo il caro prezzi del carrello della spesa, in Sicilia si disperde anche acqua potabile più che altrove. Catania, monumenti dimenticati, dalla Fontana dei Malavoglia in Piazza Verga alla statua di Garibaldi in via Etnea, viaggio nell'incuria e nell'abbandono. Calcio, il Catania perde, ma Tabiani resta, rossazzurri sconfitti dalla capolista Juve Stabia, fiducia ma a tempo per il tecnico, vittoria importante del Messina con il Giuliano. Bentrovati. Arrestato a Gran Michele un dirigente scolastico accusato di violenza sessuale nei confronti di 7 studentesse minorenni. Convocava le ragazze in direzione con la scusa di discutere del loro rendimento scolastico e lì, secondo l'accusa, le molestava. L'inviata Lorena Dolci. Varcare questa porta era l'incubo delle studentesse del liceo artistico Libertini di Gran Michele. In questa stanza l'ufficio di presidenza non le aspettava una nota o la sospensione, i classici spauracchi dei tempi della scuola. Qui, con la scusa del rendimento scolastico, il preside convocava le ragazze e poi iniziava i suoi approcci fatti di complimenti, sfioramenti, toccatine. Dammi un bacino, dammi un abbraccio, si sentivano ripetere le studentesse. Non era un mistero che quell'uomo di 61 anni, forte della sua autorità in ambito scolastico, molestava le ragazze. A denunciarlo è stata una studentessa di 15 anni con cui il preside si era spinto anche oltre. Ha provato a baciarla sulle labbra, bacio schivato dalla ragazza che una volta tornata a casa sconvolta ha deciso di denunciarlo. I carabinieri hanno appurato che anche altre 6 ragazze avrebbero ricevuto analoghe attenzioni morbose. Ti sculaccio se non studi era il suo ritornello, oppure ti prendo a morso se non fai la brava. Una mole di indizi che non hanno lasciato dubbi ai carabinieri di Caltagirone. L'uomo è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari per violenza e tentata violenza sessuale. Sconcerto e indignazione, la nostra inviata ha raccolto le reazioni nella scuola e in città. Ancora Lorena Dolci da Gran Michele. Qualora venisse accertata appunto quello che gli è imputato, certo, è qualcosa di molto grave. Il nuovo preside del liceo artistico ha preso servizio a settembre di quest'anno al posto del dirigente sotto accusa. Dell'indagine si vociferava da alcuni mesi, ma la notizia dell'arresto è stata uno shock. La sua preoccupazione oggi è rassicurare gli studenti che l'istituzione è sana. È una vicenda che mette a dura prova la nostra istituzione, ma mi sento di dire che comunque la nostra istituzione è ben salda sui principi e i valori che invece vanno in tutt'altra direzione. Ecco. Parlerete con gli studenti e le studentesse? L'ho già fatto stamattina proprio per rasserenare gli animi e soprattutto per dire loro che l'istituzione è con loro e lo sarà sempre. Una scuola che ha sempre affrontato le tematiche della violenza di genere, raccontano i docenti. Questa tela realizzata dai ragazzi ne è solo un esempio. Con questa studentessa di 15 anni ha avuto il coraggio di denunciare. Sì, io e noi pensiamo che questa forza sia legata anche a ciò che la scuola ha fatto in termini di formazione, di informazione
e di dialogo. Anche in paese l'arresto del preside, socio tra l'altro di una nota palestra, ha scatenato commenti indignati. Non esiste che una persona importante come un preside nelle scuole faccia una cosa del genere. Questi ragazzi vanno a scuola, che dovrebbe essere, penso, un posto sicuro, ma in realtà nemmeno questo lo è più. Queste le reazioni a Gramichele raccolte dall'inviata Lorena Dolci. A Gela un papà eroe, tuffandosi, ha salvato la figlia che stava per annegare, ma purtroppo le forti correnti lo hanno stremato e ha perso la vita. GR Italia. L'ultima domenica di quest'estate infinita si è trasformata in tragedia per una famiglia di Caltagirone che ieri è arrivata a Gela per godersi una giornata nella spiaggia a ridosso del pontile sbarcatoio sul lungomare Federico II. Un uomo di 54 anni, Francesco Di Gregorio, ha perso la vita nel tentativo di salvare la figlia ventenne dalle correnti. Tutto si è svolto in pochi minuti, subito dopo l'ora di pranzo. Sono passate da poco le 2 del pomeriggio, il vento si è alzato e la corrente si fa più forte, ma la ragazza decide comunque di fare il bagno. Dopo qualche minuto inizia però ad annaspare ed è lì che il padre decide di tuffarsi. Francesco, con uno sforzo immane, riesce a raggiungere la figlia e metterla in salvo, ma a quel punto la corrente di risacca lo trascina via impedendogli di ritornare. In spiaggia si scatena il panico e si attivano subito i soccorsi. Dalle finestre dell'edificio della Guardia Costiera 2 militari della Capitaneria di Porto si rendono conto di quanto sta accadendo e si precipitano in spiaggia, si tuffano in acqua, ma per l'uomo ormai non c'è più nulla da fare. Francesco viene trasportato sulla battigia già in arresto cardiocircolatorio. Vano anche il tentativo dei sanitari del 118 di rianimarlo. Dopo lunghi minuti di massaggio cardiaco il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Cure mediche al pronto soccorso anche per i 2 militari della Guardia Costiera che durante il salvataggio hanno riportato diverse ferite. Il coraggio e la prontezza di riflessi dimostrati purtroppo non sono serviti a evitare che il papà eroe venisse strappato ai suoi affetti più cari. Per una fuga di gas un bimbo di 4 anni è morto in una masseria a Petralia Soprana nel Palermitano. I genitori hanno raccontato di aver avvertito un forte odore di gas nell'abitazione prima di accorgersi che il piccolo non respirava ed era in arresto cardiaco. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso, per il bambino non c'è stato purtroppo nulla da fare. A 47 anni è morta Laura Salafia. La donna rimasta paralizzata, la vedete, dopo essere stata ferita nel 2010 a Catania da una pallottola vagante durante una sparatoria in Piazza Dante, dove si trovava dopo avere sostenuto un esame universitario. A sparare era stato un estraneo, Andrea Rizzotti, che voleva colpire un pregiudicato, Maurizio Gravino. La Salafia è rimasta in ospedale 3 anni, poi il ritorno a casa e una vita difficile sulla sedia a rotelle. Ancora fermi i traghetti della Caronte and Tourist. Esasperati, i residenti delle isole minori rimasti senza collegamenti minacciano di scendere in piazza e si cerca in regione una soluzione dopo il sequestro delle imbarcazioni. Adelaide Barbagallo. Adesso basta, i traghetti alla Caronte Tourist sono ancora fermi, i residenti delle isole minori sono stanchi e minacciano di scendere in piazza. Il difficile problema dei collegamenti di solito legato al maltempo adesso è di altra natura. Dopo quello dei giorni scorsi è in corso un altro incontro con l'assessore regionale ai trasporti Aricò e i vertici della Caronte Tourist. La compagnia, dopo il sequestro dello scorso maggio di 3 navi da parte della magistratura perché non ritenute idonee al trasporto di persone anziane e disabili e la disdetta del contratto con la regione, sperava lo scorso 9 ottobre in un dissequestro. In questi mesi ha proseguito il regime di mercato libero, ma adesso nemmeno questo è possibile, perché alla regione sono stati sequestrati gli oltre 2 milioni che doveva dare alla compagnia. Siamo fortemente preoccupati per la situazione che si è creata, afferma Cristian Del Bono di Federalberghi Eolie, ma anche stupiti per il fatto che la regione in tutti questi mesi non abbia trovato una soluzione per risolvere alla base il problema. Un commerciante di Lipari che vuol mantenere l'anonimato dice: ci sentiamo ostaggio della Caronte Tourist che detiene il monopolio. La giudice di Catania Apostolico è nuovamente nella bufera, bersaglio di critiche ancora del centrodestra, per una vicenda stavolta che riguarda il figlio. È così, Emanuela Corsi?
Sì, questa volta ha suscitato reazioni il fatto che il giudice Etneo, che ricordiamo per primo a settembre con una sentenza ha annullato il cosiddetto decreto Cutro, accogliendo il ricorso di 3 migranti che poi sono stati liberati, abbia testimoniato ad un processo che vedeva tra gli imputati uno dei suoi figli. L'accusa per il giovane era di resistenza a pubblico ufficiale per aver dato un pugno allo scudo di una poliziotta durante una manifestazione dei centri sociali che è avvenuta a Padova nel 2019 per contestare un corteo anti-abortista di Forza Nuova. La vicenda giudiziaria si è conclusa lo scorso 2 febbraio con l'assoluzione del figlio del magistrato assieme agli altri coimputati, e da Teste l'Apostolico aveva riferito che durante la protesta la polizia aveva usato violenza contro i partecipanti, dicendo che il figlio le aveva mostrato tra l'altro un video con un ematoma che era comparso sulla gamba a seguito di un colpo subito proprio dalle forze dell'ordine. Dopo questa notizia nuovamente sono arrivate le reazioni politiche, il centrodestra che chiede ancora, soprattutto la Lega, le dimissioni del giudice perché dimostrerebbe ancora una volta di avere un atteggiamento di parte, mentre invece da Forza Italia Gasparri dice che andrebbe allontanata con le procedure di legge. Da parte dell'opposizione invece interviene Fratoianni di Sinistra Italiana, che si rivolge ancora una volta al ministro Salvini chiedendo di riferire sul famoso video che il ministro ha pubblicato dove si vede il giudice Etneo manifestare ad un corteo a favore dei migranti del 2018. Grazie ad Emanuela Corsi. Adesso le altre notizie: spacciavano droga anche porta a porta dalla frazione di Villa Asmundo al centro città. Così i carabinieri hanno smantellato una piazza di contrabbando ad Augusta. 7 le misure cautelari eseguite, 5 in carcere. Francesco Aloi. Nel 2022 ad Augusta l'operazione Drug Lockdown con la chiusura della piazza di spaccio. Poco tempo dopo però ne era stata aperta una nuova, non più soltanto nella piazza di Contrada Scardina, ma si trattava di un'attività diffusa dalla frazione di Villa Asmundo al centro della città megarese. Gli assuntori infatti molteplici, uomini, donne, forse prendendo spunto dal lockdown che c'era stato con il Covid, acquistavano lo stupefacente anche con la consegna porta a porta. Per il pagamento dello stupefacente, non avendo magari la possibilità di avere contanti disponibili, davano anche come pegno la carta del reddito di cittadinanza. Sono 7 gli indagati, 5 adesso si trovano in carcere a Cavadonna, 1 è ai domiciliari e per un altro è scattato il divieto di dimora ad Augusta. Secondo chi indaga, a coordinare l'attività dell'organizzazione criminale sarebbe stato un 53enne già noto alla giustizia. Era, quello che possiamo dire coordinava le attività dei vari spacciatori nella zona. Oltre un anno di indagini che ha permesso agli investigatori di ridisegnare la mappa dello spaccio. La droga veniva venduta nelle abitazioni oppure direttamente in strada. Gli spacciatori si trovavano anche qui, in uno dei simboli della città. Questo gruppo di spacciatori si riforniva nella città etnea, a Catania, al quartiere di Picanello. Si collegavano con gli odierni indagati ed è stato arrestato nel corso delle attività di indagine come riscontro appunto all'attività odierna. Più di 50 i militari coinvolti nell'operazione, trovati 1,5 kg di marijuana già essiccata, 800 grammi di hashish e 5 piante di marijuana, sequestrati anche quasi 2.000 euro, probabilmente provento dello spaccio. È il giorno del vertice riservato della maggioranza siciliana in vista della nomina dei manager della sanità, un incontro a porte chiuse che potrebbe preludere alla chiusura di una pratica non semplice. Noi ci colleghiamo in diretta con Manlio Viola a Palermo per le ultime notizie. A te, Manlio.
Sì, buongiorno a chi ci segue, buongiorno a te direttore. Effettivamente è così, è il giorno in cui potrebbe chiudersi questa pratica. Il vertice di maggioranza è finito da pochi istanti, ancora non ci sono indicazioni, sembra però che si sia raggiunto un accordo per nominare questi vertici. Potrebbero restare fuori dalle nomine di oggi esclusivamente i policlinici, per i quali serve il raccordo con le università, e altri piccoli dettagli potrebbero essere definiti. Il nodo principale del contendere sembra essere, per assurdo, la scelta del merger di Caltanissetta, l'azienda della Sicilia centrale. Infatti è il fulcro di quello che sarà la riforma della sanità voluta dal PNRR. Dovrebbero arrivare fra gli 82 e gli 85 milioni di euro di investimenti, e in tanti vorrebbero essere lì a gestire. Intanto continua la polemica sul metodo di scelta. C'era la DC Nuova che aveva chiesto di sorteggiare fra coloro che hanno diritto e coloro che sono in grado di amministrare. C'è Televiva che invece chiede di far fuori, fra virgolette, tutti quei manager che non sono stati all'altezza e quindi non riconfermarli, ma le certezze le avremo a momenti per sapere esattamente quali sono le scelte che ha fatto il Presidente della Regione insieme con la maggioranza. Presidente della Regione che, lo ricordiamo velocemente, aveva detto chiaramente che non intendeva andare a nuova proroga come gli era stato chiesto più volte. Grazie a Manlio Viola in diretta da Palermo. Adesso ci rivolgiamo a voi ascoltatori. Avete interrogativi, proposte e anche proteste da far arrivare all'amministrazione di Catania? Da venerdì 20 e ogni venerdì Sicilia 24 Focus su Telecolor ospiterà in diretta il sindaco di Catania Trantino, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità. Inviate sin d'ora le vostre domande alla nostra mail sicilia24focus@telecolor.it. La state vedendo in questo momento. Trantino vi risponderà. Primo incontro venerdì 20 a Sicilia 24 Focus su Telecolor alle 14:30 nel nuovo spazio Appuntamento con il sindaco. Oggi in tutto il mondo è la giornata dell'alimentazione, quest'anno dedicata al tema dell'acqua in particolare. Troppi sprechi, denuncia la FAO. Per la Caritas di Catania bisognerebbe poi ricordare tutti i giorni l'importanza della nutrizione di fronte alla povertà diffusa. Simona Mazzone. E l'acqua è il tema scelto quest'anno per la giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre. L'acqua è vita, ci nutre, è lo slogan che pone l'accento sulla necessità di tutelare le risorse idriche del pianeta. Come in agricoltura, è questo infatti il settore maggiormente responsabile del consumo di acqua mondiale, il 72% rispetto al 16% dell'industria e al 12% dei comuni per le abitazioni e i servizi, tanto che allo studio una soluzione per coltivare il cibo utilizzando meno acqua. Secondo i dati riportati dalla FAO, negli ultimi decenni le risorse di acqua potabile pro capite sono diminuite del 20% e oggi quasi 2,5 miliardi di persone vive in paesi soggetti a stress idrico. Le previsioni stimano che entro il 2050 la domanda mondiale d'acqua aumenterà del 35%. Di recente dati ISTAT relativi agli anni 2020-2022 rilevano che è la Sicilia la regione che spreca più acqua nel paese, con un volume di perdite idriche di quasi 3,5 miliardi di metri cubi, il 42% dell'acqua immessa in rete. Se ne parla, ma non in modo incisivo. Secondo il direttore della Caritas di Catania, ospite a Buongiorno Sicilia, non basta un giorno per porre l'attenzione sulla cultura dell'alimentazione. Ogni giorno dovrebbe essere la giornata mondiale dell'alimentazione, non solo secondo una necessità urgente che significa dare da mangiare a chi non ne ha, ma proprio preventivamente cercando di riconoscere a monte il valore di quello che tante volte sprechiamo. E dai governi, ma anche dalle scuole e dalle famiglie che deve partire una cultura attenta alla salute e alla vita per evitare ogni forma di spreco. L'emergenza riguarda più ancora che il dato visibile, e cioè il povero che viene a chiederti da mangiare, l'emergenza riguarda ciò che c'è a monte, una indifferenza diffusa, una noncuranza diffusa. Il WWF oggi invia un messaggio a tutti i consumatori al fine di adottare stili alimentari più responsabili per la salute e per l'ambiente. In Italia abbiamo la migliore delle diete, quella mediterranea, ma purtroppo molti giovani non la seguono e sono sempre più in sovrappeso e malnutriti. Oltraggio alla storia e alla cultura, monumenti catanesi nell'oblio, dalla Fontana dei Malavoglia, quella in Piazza Verga, alla statua di Garibaldi in via Etnea, esempi di incuria e abbandono, e non mancano i soliti incivili. Tonino De Mana.
Degrado, erbacce e sporcizia non risparmiano il salotto buono di Catania. Sono tanti i monumenti fotografati dai turisti, ma che, al di là della bellezza artistica, mostrano segni evidenti di abbandono. Uno degli esempi arriva da Piazza Verga, dove sono molte le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55005 che denunciano la sporcizia, lo stato d'abbandono e l'incuria che riguarda anche la centralissima Fontana dei Malavoglia, opera realizzata nel 1975 dallo scultore Carmelo Mendola, più volte ristrutturata e più volte dimenticata. Il manufatto scultoreo verghiano, riconsegnato alla città in tutto il suo splendore nel settembre 2021, dopo essere stato sottoposto a costosi interventi di restyling che hanno riguardato anche l'impianto di illuminazione, è circondato da erbacce, mentre la luce è garantita solo dall'illuminazione pubblica della piazza. Lo vedete in questo video girato da un nostro telespettatore che si chiede e ci chiede come mai la Fontana di Malavoglia si trovi in quello stato. E non va meglio nel perimetro della piazza, dove non mancano i discepoli di Sacchetto Selvaggio, mentre fioriere ed arredi somigliano ad enormi cestini di rifiuti. In alcuni casi è impossibile godere della frescura della fontana, per fortuna l'acqua c'è, perché le panchine in ferro o in cemento non sono proprio indicate per sedersi, ed il motivo è ben visibile ed immaginabile. Ed un'altra segnalazione alla rubrica Ditelo al vostro TG arriva da via Etnea, ed in questo caso chiama in causa la statua di Giuseppe Garibaldi, ai piedi dell'eroe dei due mondi, appellativo che si è guadagnato per le imprese militari compiute in Europa ed in America meridionale, scene di ordinario degrado con i soliti incivili che utilizzano l'aiola per gettare cartacce, lattine, rifiuti e cartone. Anche in questo caso nessuno sembra vedere, compreso chi si dovrebbe occupare della pulizia. Abbiamo volutamente atteso 2 settimane prima di dar voce al nostro telespettatore, nella speranza che in quel lasso di tempo qualcuno avrebbe ripulito il monumento. Ed invece nulla. L'attesa è servita solo per far aumentare il volume della spazzatura e delle sterpaglie. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, la fiducia a tempo per Tabiani. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Dopo la terza sconfitta in 7 partite si apre una settimana delicata in casa Catania, confermato per ora il tecnico Tabiani. Marco Carli. Fiducia a tempo, un po' per tutti, Tabiani in testa ovviamente. Si apre una settimana delicata in casa Catania dopo la terza sconfitta in 7 partite e Grella sarà presente fin dal primo allenamento di martedì. Perché è vero che è stato dato tempo per vedere i risultati, ma è evidente che il Catania si è già giocato tutti i jolly a disposizione. Bisogna cominciare a marciare veramente se si vuole risalire in classifica e gli etnei dalla sfida interna col Taranto saranno attesi da un tour de force con partite ogni 3 giorni. No, sicuramente è una partita che non ha convinto. Io penso che essendo l'allenatore sia giusto che debba cercare di trovare un abito giusto da mettere alla squadra. Per quanto riguarda i contratti a termine, noi allenatori viviamo con contratti a termine, cioè firmiamo contratti magari di 1 anno, 2 anni, ma poi in realtà abbiamo sempre un termine e come ho già detto altre volte, tanto bene o male dalla seconda o terza che si dice che magari dovrei andare via, quindi ogni settimana può essere l'ultima. Io lavoro pensando che invece devo costruire qualcosa per un domani. A Castellammare è andato in scena per certi versi un film già visto, 1-0 per gli avversari, siglato da Meli e condizionato da un fuorigioco in partenza di Candellone. E poi Catania che non reagisce, gioca a ritmo compassato e non ha coraggio. Serve un cambio di modulo per creare qualcosa nella ripresa, ma evidentemente non basta. Nel club c'è la convinzione che quando questa squadra alzerà il ritmo cambierà tutto e che il divario in classifica con la capolista, ben 10 punti, anche se gli etnei devono recuperare una partita, non sia reale. Ma se è veramente così, bisogna dimostrarlo da subito. Seconda vittoria in campionato del Messina che ieri ha superato il Giuliano con un gol dell'attaccante Plescia. In classifica giallorossi a quota 9 punti. Venerdì prossimo trasferta a Picerno. Sergio Colosi. Operazione sorpasso riuscita al Messina nello scontro salvezza con il Giuliano di Bertotto al primo KO dal suo arrivo in Campania. Una vittoria, la seconda in campionato, che spinge i giallorossi in una posizione a ridosso del centro classifica. Prestazione in chiaroscuro della squadra di Modica che a sorpresa ha cambiato la difesa schierando Polito e Pacciardi. 2 novità bocciate dal campo. Polito in difficoltà sostituito da Modica a fine primo tempo. Pacciardi finito fuori per il rosso su Nocciolini lanciato a rete.
Il colpo dello Scorpione di Plescia vale 3 punti importanti anche per il morale e la giovane età del Messina, con una gara, quella con il Taranto, da recuperare. Nel finale è emersa la solita paura di vincere, già pagata a caro prezzo contro Turris e Casertana, ma il Giuliano ha sparato a salve e il resto l'ha fatto il solito Fumagalli. Sempre bisogna migliorare, non esiste la perfezione nel calcio, né tantomeno siamo stati noi oggi spettacolari nel volere dominare, gestire e chiudere la partita. Abbiamo sofferto gli ultimi 15 minuti che non dovrebbe fare parte di noi, ma ci sono anche gli altri. Io faccio complimenti a Giuliano perché ha fatto una buonissima partita, al di là degli ultimi 15 minuti, anche se tranne quell'azione della traversa, poi mi sembra che il Fumagalli abbia fatto solo una parata nel primo tempo, quindi erano messi bene in campo, giocavano bene, ordinati, quindi era la partita che ci aspettavamo. Prossimo appuntamento venerdì a Picerno con inizio alle 20:45. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.